Allora, per quanto riguarda il bollettino, sono 826.715 tamponi, esattamente sono 9.713 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento sono 796, meno 51. Il numero di positivi 19.221. I ricoverati in area non critica, quindi i ricoverati sono 268, dei quali solo 36 sono pazienti Covid, quindi coronavirus, quindi 36 su 268. Terapie intensive ormai andiamo verso lo svuotamento totale, sono 12 pazienti, dei quali uno coronavirus. Vi ricordate che c'era la ripositivizzazione di un paziente? Ieri erano 0 ieri sera? Prego? Ieri sera, Presidente, 12 erano tutti negativi. Allora ce n'è uno che si è ripositivizzato, probabilmente un tampone. Totale di morti 1982, 4 in più, dei quali 1413 in ospedale. I dimessi 3503, i nati sono 90. Detto questo, due considerazioni e poi passo a voi la parola, anzi ho anche un paio di disegni, anche perché li aumenterò adesso i disegni, visto che c'è qualcuno che ha detto che è offensivo far vedere i disegni dei bimbi nelle conferenze stampa, li aumenterò. Tanto ne ho un container, non ho problemi. E le offese sono altre nella vita. E dicevo, dati, io non voglio inquietare nessuno, però ho l'obbligo di dire come stanno le cose. Oggi noi, me lo faceva notare anche l'assessore Bottacin, nel modello matematico notiamo che dall'apertura dei bar e ristoranti, quindi siamo 18 maggio, se vi ricordate, da quello che noi consideriamo la data, la deadline e quindi la fine del blocco vero del lockdown, vediamo che c'è sempre la curva in calo rispetto al numero di positivi, però una curva che ha meno pendenza, cioè vuol dire che stanno calando, ma con una progressione inferiore a quello che la curva aveva prima. I fattori sono molti, non è che è riconducibile solo all'apertura totale. Può essere riconducibile al fatto che stiamo raschiando nel fondo del barile, che magari sono delle situazioni che diciamo che sono spiegabili anche dal punto di vista clinico. Però io ho l'obbligo di dire che dal 18 la curva che faceva così adesso si è un po' più appiattita, ma sta scendendo, cioè il trend è decisamente sul negativo sia per il virus che per le curve e quindi sono tutte curve in calo. Vi ricordo che le nostre curve comunque hanno iniziato a dare un segnale di controtendenza e quindi di positiva, nel senso che sono in calo, dal 10 di aprile, perché questa è la data nella quale si iniziò a vedere questo cambio, questa inversione di tendenza. Rispetto a questo, io oggi contavo di portarvi le linee guida delle scuole, siamo ancora fermi, vi posso dare la mia parola d'onore che ce le ho sopra la scrivania, c'è ancora un altro aggiustamento perché a Roma non va mai ben niente, però alla fine ne veniamo fuori. Io conto di darvi qualche novità nelle prossime ore, non in giornata, quindi lo dico anche per l'organizzazione del vostro lavoro, non tenete spazi per le linee guida delle scuole perché oggi è impossibile farle uscire. Ci sono e forse ce l'ho anche qua. No. C'è là? No. Vabbè, ma non importa, nel senso che volevo solo farle vedere. Sono linee guida affrontabili, sono linee guida che semplificano molto la vita dei bimbi, degli studenti e ovviamente di tutti gli operatori, a iniziare dai docenti, però c'è ancora qualche discussione su qualche aspetto. Diciamo che al 90% sono sostanzialmente accettate e condivise a livello nazionale, adesso vedremo di capire se riusciamo a trovare una soluzione unica sulla quale si possa ragionare. Per quanto riguarda la giornata di ieri,
Vi ricordo che ieri si è tenuto il tavolo tecnico con i ministeri per l'università, il corso di laurea in medicina e chirurgia di Treviso. I ministeri coinvolti, vi ricordo, sono il Ministero per i rapporti con le regioni, quindi il Ministro Boccia, il Ministro Gualtieri, Ministero dell'Economia, e il Ministro Speranza, Ministero della Salute. Questi sono i 3 ministeri. Come si è conclusa la riunione? Dopo lunga approfondita discussione ci vedremo in tribunale. Cioè, non mi sembra di capire che ci siano soluzioni. Sinceramente mi dispiace, ma non mi inquieta questa partita. Al mondo degli studenti che vogliono iscriversi a Treviso, sono 60 matricole, dico iscrivetevi, perché noi non indietreggiamo di 1 millimetro. Ok, hanno detto che abbiamo sbagliato tutto, noi andiamo avanti, l'Università Treviso decolla come da progetto nostro dell'Università di Padova. Ricordo che non è fatta contro nessuno, è sostanzialmente l'andare a consacrare e a consolidare un percorso che era già iniziato. A Treviso sono già i primi 2 anni, se non ricordo male, di corso di studi, del corso di laurea in medicina e chirurgia. Abbiamo 8 reparti clinicizzati, vuol dire che sono 8 reparti retti da primari che sono docenti universitari, e quindi al loro interno ci sono gli specializzandi, cioè ci si forma in corsia a Treviso, e poi alla volta di 10 mesi, 8 mesi, 1 anno massimo, perché se andate a vederlo al manufatto c'è già, il nuovo ospedale di Treviso con 1000 posti letto, dei quali 600 ad alta specializzazione. Cioè un ospedale che sarà come riferimento di edilizia ospedaliera quello che è l'ospedale del futuro, considerate che poi l'ospedale del futuro cambia ogni giorno, ma se oggi dovessi immaginare un ospedale del futuro, un ospedale con letti ad alta specializzazione, dei hospital, dei surgery, grandi tecnologie per la diagnostica, grandi professionisti. In questo contesto ci va l'università col suo campus. Quindi si va avanti, il governo ha deciso di non, a meno che poi non ci sia una sorpresa, c'è qualche festa in arrivo, no, non c'è niente, quindi sorprese non ne arrivano, magari qualcuno compie gli anni o un onomastico o qualcosa, e San Luca è già passato, quindi niente, e se non ci sarà una sorpresa che decidono di non impugnare, oggi è il 16, per cui anzi no, oggi che giorno è il 16? 16 oggi è l'ultimo giorno, immagino impugneranno. Del resto una riunione fatta il giorno prima penso che sia foriera di poco o nulla. Impugneranno. Fra l'altro oggi sono 116 giorni di unità di crisi per questa amministrazione e anche per voi, quindi l'occasione, siccome non lo faccio spesso, ringrazio i giornalisti, ringrazio veramente di cuore, perché mi chiedono, tanti mi dicono venga a parlare della comunicazione di crisi, no? E io dico, la comunicazione di crisi dovreste chiamare i giornalisti che hanno fatto, non in un contesto di guerra, ma hanno fatto comunicazione di guerra, perché guardate che noi abbiamo ragionato con bollettini nei quali si parlava di morti, di isolamenti, di quarantene, di ospedali chiusi, abbiamo chiuso 10 ospedali per dedicarli solo al coronavirus, e poi di tutta una serie di attività. Quindi grazie alla stampa, e questa è anche l'occasione per invitare i cittadini a utilizzare i canali mediatici, che sono quelli televisivi, ma anche quelli dell'acquisto del giornale. Io spero di poter ridare il giornale ai bar. Uno dice Zaia difende i bar, no, non sai che difendo i bar. Penso che un giusto veicolo di informazione sia anche quello di lasciare il giornale sui tavoli dei bar, no? È una consuetudine, è un'abitudine, è una sorta di cerimoniale non scritto. E ho visto in un paese europeo previsto che la pallina a ping pong, l'ho già detto, se vuoi giocare a ping pong te la devi portare da casa e quando cade per terra ne devi tirare fuori un'altra. Uno deve giocare bene a ping pong per riuscire ad arrivare alla fine. Penso che questo discorso del tatto, no? Di toccare le cose e della trasmissione del virus si possa risolvere, e spero che questa risoluzione anche per i quotidiani e i settimanali nei bar, dal parrucchiere, da quello che è, possano tornare come è sempre stato la tradizione. Insomma, è la nostra storia questa, no? Chi è che non ha mai letto un giornale al bar? Boh. Detto questo, 2 disegni e poi vi passo la parola per le domande, ne avrete sicuramente. Questi sono due fratellini, 6 e 9 anni, Gioele e Lorenzo. Insomma, hanno fatto una sorta di remake della conferenza stampa, no? Anche con i cartelli, 0 contagi, 0 terapie intensive, 0 contagi. Eccoli qua. E poi l'Evergreen, il pulcino,
che ormai fa la parte del leone nei disegni. Pietro Foderà di 8 anni di Santa Lucia di Piave ci manda questo. Ecco, ai bimbi dico che siccome ci chiamano in tanti per capire dove mandare i disegni, mandateli alla Protezione Civile di Marghera, via Paolucci, che numero è? 34, via Paolucci 34, Protezione Civile Marghera, via Paolucci 34, in una busta, e dopodiché noi vedremo di raccoglierli per la mostra. Poi c'è ultimi due bimbi, due fratellini, Emma e Giacomo Riello, che ci mandano la busta. Voi sapete che sono molto machiavellici alcuni disegni, e mandano tutta una roba, ovviamente con la donazione, con i 50 euro. È arrivata stamattina questa, e hanno messo in lockdown i nonni e la famiglia, messi in gabbia. Una forma di quarantena anche questa. Vabbè, ma l'interpretazione dei bimbi, no? Fra l'altro ho detto a chi si sta occupando della mostra che non è una banalità di coinvolgere anche ovviamente degli psicologi esperti nell'età evolutiva, per capire anche il significato di questi. Ieri c'era, ve lo ricordate, i dondoli senza deserti, no? Piuttosto che la gabbia o altri disegni che sono ricorrenti, no? Anche i colori, no? Sto virus che viene sempre dipinto di nero, di blu scuro. Insomma, direi che è anche giusto dare una lettura, magari serve anche ai genitori, serve agli adulti per capire. Prego. Prego, scusato. Buongiorno Presidente. Ciao. Sembrerebbe che lei fosse stato troppo ottimista circa l'esito del contenzioso sull'Università di Treviso, perché ci diceva che era convinto che una soluzione si potesse trovare, invece pare di capire che il governo è rimasto sulle sue posizioni. Ma alla luce di questo le dico, è altrettanto fiducioso circa la possibilità di trovare delle linee guida, lei le ha definite alternative, diciamo integrative per quanto riguarda la scuola, e senza che tanto credo non sia così un segreto di Stato, quali sono un po', qual è l'oggetto del contendere sulla scuola, cioè qual è il punto attuale in cui lei ci ha detto al 90% siamo d'accordo con il governo, qual è perché credo che interessi molto sia ai docenti che agli studenti. Ma guarda Filippo, dovete pazientare, io spero, alla volta di domani. Si discute di mascherina, no? Io resto dell'idea che la mascherina debba essere utilizzata per i bimbi negli spostamenti, ma non è che uno può stare 5 ore a scuola con mascherina su, cioè, si intossica, cioè respira CO2, non ha un ricambio giusto di ossigeno, quindi lo scambio tra sangue arterioso e sangue venoso non c'è, si ossigena di meno, poi uno sviene, un altro va in ipossia, un altro strapparla, insomma penso che non funzioni così, no? La scuola non deve essere una coercizione, ovviamente garantendo la salute dei bimbi, ma poi ci sono altri temi sui quali, guardate, una soluzione la si troverà. Per quanto riguarda l'università, io vi ho detto qual era il mio auspicio, no? Il mio auspicio era quello di trovare una soluzione. Penso che sta lì a litigare in tribunale per l'avvio del corso di laurea per 60 posti di medicina e chirurgia. Adesso non voglio fare esempi che poi viene fuori sempre la polemica, non è che stiamo parlando di altri corsi che hanno un mercato del lavoro zero e che sono rispettabili anche quelli, ma stiamo parlando dell'uscita dal coronavirus, è emergenza totale. C'è un'università che è l'università più illustre per la medicina a livello internazionale, che dice con la regione vogliamo attivare il corso, cioè, io mi sarei aspettato un minimo di disponibilità, non ce n'è, non faccio polemiche, andremo davanti a un tribunale, vedremo cosa ci dirà la Corte Costituzionale, il professor Bertolissi ci seguirà questa partita, penso che sia, adesso io non so se sia stato incaricato, ma insomma io auspico che sia il professor Bertolissi a seguire questa partita, e punto. Guardate, ci contestano la programmazione. Cioè, per noi è a posto la programmazione, ce lo dice persino l'università. Io ringrazio il professor Restuto, il magnifico rettore, e il professor Merigliano, che è il presidente della scuola di medicina. Siamo in totale accordo.
non è un'azione di prova muscolare, stiamo semplicemente dando risposta a un bisogno del territorio, punto. E l'altra contestazione che ci fanno è che abbiamo utilizzato a garanzia 6 milioni di euro prelevati dal fondo sanitario regionale, che è un fondo di 9 miliardi e 600 milioni di euro. Non è che andiamo a finanziare gli ingegneri, stiamo finanziando i medici ed è formazione. Peraltro potrei anche dire che siccome non sono medici obbligati ad essere medici residenti, figli di veneti, ma possono venire da qualsiasi parte del mondo, addirittura un'azione anche di assoluta disponibilità nei confronti dei cittadini del mondo. Cioè, il Veneto può dire che con 6 milioni di euro finanzia anche la formazione di chi magari non farà il medico qui. I cittadini non è che hanno casacca politica o confini, diciamo, territoriali per essere curati, noi curiamo tutti in Veneto e formiamo tutti in Veneto, punto. Mi scusi, posso fare un ulteriore resto sul tema della scuola? Sì. Sia per chiederle se quando lei ci aveva un po' delineato lo schema di linea guida, si diceva, secondo me gli studenti insomma entrano con la mascherina ma non stanno in aula tutto il giorno. Io lo penso così. E i docenti invece, mi pare di capire, devono tutelarsi, quindi devono essere... Io non la penso così, cioè, no, io penso... È una domanda, No, io penso che garantito il distanziamento sociale, il docente, del resto c'è distanziamento sociale tra il docente che insegna dalla cattedra e i bimbi che sono... I bimbi, parlo di bimbi perché poi è ovvio che il nostro pensiero va alle elementari, va alle scuole dell'obbligo. Quando c'è il distanziamento sociale, insomma, lo abbiamo detto per tutti, no? Lo stesso bimbo può ritrovarsi al ristorante con il suo docente seduto al tavolo a fianco. C'è più distanziamento sociale a scuola che al ristorante, cioè di cosa stiamo parlando? È come quando diciamo che tu puoi circolare con 4 estranei in auto, purché abbiano la mascherina, ma non ci puoi andare in autobus in maniera così ravvicinata. Cioè, sono tutte contraddizioni, no? E così i noleggiatori dell'NCC piuttosto che i taxi, che possono caricare 2 ospiti nel sedile posteriore con la mascherina ma non a fianco al guidatore. Ecco, a questo proposito prende un po' corpo quest'idea, l'ha lanciata ieri il provveditore degli studi del Veneto, ma sono anche ben Zingaretti ha detto che è d'accordo, lei stesso mi pare, di evitare un'interruzione dell'anno scolastico allestendo i seggi elettorali altrove. Sì, ma non è una novità, io l'ho detto in tempi non sospetti, nel senso che no. Si sta muovendo qualcosa a livello di conferenza del... Ma guardate, no, al momento no, ma considerate che anche l'indizione, cioè intanto io ad oggi non ho una data, a me non risulta che ci sia un decreto, una decretazione che stabilisca la data di convocazione delle urne. 2, nella stessa occasione auspico che il governo, visto considerato che se si andasse il 20 c'è questa interruzione di almeno 6 giorni, potrebbe valutare, e sarebbe un bel segnale, di dire che dà mandato ai sindaci, che sono, diciamo, titolari poi nel territorio, di identificare degli stabili alternativi ai plessi scolastici. Insomma, sai che, cioè, di palestre ce ne sono, di altri stabili ce ne sono, cioè, penso che non ci siano problemi, no? Dalla casa municipale piuttosto che la palestra comunale o altri magazzini o altre strutture, cioè, penso che questo sia il problema che nessun comune ha. Altre domande? Scusate se sono arrivate in ritardo dopo Tosato. Van. Presidente, buongiorno, cambio un attimo Prego. argomento. Noi abbiamo linee guida che però differiscono da regione a regione e da stato a stato. Faccio l'esempio, adesso sta riprendendo l'attività turistica, tutti ci auguriamo che i turisti ritornino nelle nostre località. Per quanto riguarda i ristoranti, i buffet da noi con le vostre linee guida sono garantiti, nel senso che devono essere serviti. Poniamo una località montana, a Cortina funzionerà così, a Dobbiaco, Alto Adige, il buffet invece è garantito con mascherina e guanti, quindi il turista, il cliente, se lo può prendere. Fai 20 km, arrivi in Tirolo, Austria,
e non serve a niente. Cioè, allora, o il virus è diverso da noi rispetto che da loro, oppure noi siamo più previdenti? No, cioè, posso dire, il sistema più figo è quello nostro, nel senso che vai al buffet, ti scegli le pietanze e te le servono sul piatto. Penso che sia... Sì, è anche più caro però per il ristoratore. Cioè, nel senso che ha bisogno guardate di che io una però, persona in più. devo dire Alda però, perdonami, ne approfitto della tua domanda, che gli albergatori ci hanno detto da subito noi vorremmo fare così. E è anche un segno di grande disponibilità e ospitalità nei confronti dei nostri ospiti, no? Se ci pensate. Cioè tu lo osservi, no? L'idea del servire, di essere a disposizione dell'ospite. Sinceramente, oggettivamente io non firmerei mai un'ordinanza, non ho nulla contro il collega Compaccia, con il quale ho un ottimo rapporto, nella quale obbligo il turista a mettersi i guanti e la mascherina per andare al buffet. Cioè, sembra di essere in ospedale, cioè no. È giusto che il turista si senta libero, la mascherina ce l'avrà l'operatore che gli consegna il cibo già sul piatto, ben servito, fra l'altro sarà un professionista e penso che sia la condizione migliore, pensate all'offerta turistica, no? Però non è sbagliata neanche la modalità, diciamo, dell'Alto Adige, dove comunque decidono di mettere, blindare il buffet, ma dall'altra parte, dalla parte del turista, non dalla parte dell'operatore. Però io sono per la nostra soluzione, assolutamente. Presidente, perché noi siamo così previdenti e in Austria no? Cioè dovreste chiedere da agli noi il austriaci. virus è solo da noi. Guardate, gli austriaci volevano addirittura chiudere le frontiere nei nostri confronti, però poi hanno rivisto il problema. Poi sapete, noi facciamo tanti turisti, cioè, noi siamo i veri esperti di turismo e questo ce lo riconoscono tutti, siamo una comunità, che è la prima comunità a livello nazionale e quindi se i miei operatori mi dicono così sarebbe bene, immaginate tutta questa visione di tutte queste mascherine al mattino alla colazione, tu dici, dove sei arrivato? In un centro di dimagrimento da qualche parte. No, evito di fare i nomi di centri di dimagrimento, cioè uno dice vabbè, no, invece sono a Jesolo, sono a Caorle, sono a Cortina o da qualche altra parte al lago di Garda, vedo i croissant, vedo roba da mangiare, cioè presenta tutti in mascherina, magari anche con l'accappatoio è finita. Collega Calimani. Sì, una domanda a proposito, buongiorno, ciao, del mondo della disabilità. I disabili e i loro familiari in particolare lanciano un grido d'allarme perché ci sono delle case che ospitano questi disabili per le quali vengono applicate le visite come per gli anziani. Il problema è che la reazione dei disabili, penso agli autistici, è diversa rispetto a quella degli anziani, non riescono soprattutto dopo 3 mesi di chiusura all'interno dell'istituto a vedere i propri familiari attraverso un vetro. Perché possiamo andare al bar, possiamo andare in spiaggia, possiamo prendere vaporetti autobus e non possono loro vedere i propri familiari fare una passeggiata nel bosco piuttosto che in spiaggia? Sì Davide, allora diciamola fino in fondo, da noi si dice no, che quando ti scotti con l'acqua calda hai paura anche della fredda, è inutile nasconderci dietro al dito, queste sono delle fasce protette, delle categorie diciamo che sono a rischio. E dopo aver visto l'evoluzione, ma questo ve lo dico a livello nazionale ma anche internazionale, aver visto l'evoluzione del coronavirus e quello che è accaduto soprattutto all'interno di alcuni centri che ospitano anziani piuttosto che disabili, è ovvio che il legislatore ha chiesto la massima attenzione. Dopodiché io sono convinto, tanto è vero che penso che in giornata sia chiusa anche sta partita, questo ve l'annuncio, se non è in giornata è domani, in mattinata perché abbiamo fatto una riunione anche stamattina, sono convinto che le linee guida debbano essere allentate, cioè se no avremo ospiti che non avranno più problemi di coronavirus ma ce li avranno psicologici, ce li avranno comportamentali nel caso della disabilità e l'assessore Lanzarini sta facendo un ottimo lavoro, ha rimesso in fila tutti questi fattori. Dall'altro devo anche dire Davide, c'è una necessità che le prime linee guida davano modo ai gestori comunque di scegliere di aprire, il problema è che in via di autotutela molti continuano a dire guarda puoi fare la visita attraverso dal terrazzino guardando dentro la finestra piuttosto che ci sono mille protezioni prima di arrivare alla visita. Io spero, ma ne sono convinto, che con queste nuove linee guida che adotteremo, anche che sono anche di stimolo per aprire, si vada all'apertura. Considerate che per noi il tema di questi centri, parlo delle RSA ad esempio, no? Delle case di riposo, è un tema, noi abbiamo
ha avuto oltre 600 anziani che hanno perso la vita nelle case di riposo, dei 2000 morti che abbiamo. Molti gestori hanno qualche remora ad aprire del tutto. Dall'altro vi ricordo che il 75% delle 300 case di riposo del Veneto hanno avuto contagi zero, l'altro 25% con una gradualità per arrivare alle ultime 20 nelle quali oggettivamente c'è stata una strage. Però domani, stasera, massimo domani, dovrebbe essere chiusa anche questa partita, l'avevamo già annunciato. Ma posso inserirmi? Prego. Può spiegarci bene esattamente come si trasferisce la responsabilità? Perché lei l'altra volta aveva detto firmo io. Ma sì, adottando... Se succede qualcosa, la famiglia se la prende con la regione? Cioè... No, guardate, buon senso e leale collaborazione vorrebbe che fuori dagli ospedali non ci siano gli studi con gli avvocati che dicono boh, se ti hanno dimesso vieni qua che vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Buon senso vuol dire anche che questo è un esempio classico, no? Se tutti ragioniamo in via di autotutela finisce che l'anziano muore addirittura anche di fame dentro non solo di solitudine ma anche di fame dentro in casa di riposo perché nessuno si avvicina perché metti mai che questo si contagia. Da qui all'estremo opposto c'è la via del buonsenso, no? E noi abbiamo tentato la prima fase con le linee guida, dando la responsabilità di decidere alle case di riposo. Case di riposo giustamente in alcuni casi hanno aperto, altri un po' poco, altre proprio per niente. Adesso facciamo in modo di firmare un'ordinanza che li tranquillizzi un po' di più, visto e considerato che comunque c'è anche un piano di sanità pubblica che prevede tutta una serie di atteggiamenti, ve ne dico uno per tutti, ogni 20 giorni i 30.000 ospiti delle case di riposo e gli operatori fanno il tampone in Veneto, quindi c'è un'attività di screening costante e che questa, immaginate che a febbraio non si faceva, ma in febbraio non si portavano neanche le mascherine in Veneto e in Italia, lo avete sentito ieri dal professor Vianello, la mascherina è comparsa con il coronavirus, oggi ce l'abbiamo, no? Quindi diciamo è molto agganciata Alda al piano di sanità pubblica. Se non avete altro passerei la parola all'assessore Pan. Vi darà appunto, intanto lo ringrazio per il bel lavoro e ringrazio anche tutti i tecnici che sono qui con lui. Un ottimo lavoro per dare una risposta a un settore che per noi è strategico, sia da un punto di vista economico, vale circa 6 miliardi di fatturato l'agricoltura in Veneto, 160.000 aziende agricole, 350 prodotti tipici, ma è anche un presidio identitario e di promozione turistica che è unico al mondo. Cioè voi avete mai trovato qualcuno che va in vacanza dove si mangia e si beve male? Io mai. E in Veneto noi riusciamo a dare bellezze paesaggistiche e monumenti e storia, cultura, ma poi ci sono anche le tradizioni e anche il comparto enogastronomico è alimentato da questi agricoltori che sono eccezionali, che poi sono aiutati anche dalla ristorazione, però non è un'azione da poco per la promozione turistica. Cioè il turismo, se non avesse questo comparto agricolo, non sarebbe il turismo che abbiamo oggi. Grazie. Prego.